Si presenta in un'auto-officina di Nervesa per consegnare dei documenti, ma viene attaccato da un Doberman. 59enne di Raclea, ricoverato in ospedale in gravi condizioni con profonde ferite al volto. Un incendio scaturito dai pannelli fotovoltaici devasta la copertura della storica cantina Sandre di Campo di Pietra di Salgareda. Il titolare è buttati anni di sacrifici. L'omicidio di Anica Panfili ha abbassato il livello del canale della Vittoria Spresiano. I carabinieri setacceranno il fondo alla ricerca della borsetta e del cellulare della 31enne. Adescato in chat e poi legato e picchiato dopo il 50enne impiegato liberato dai carabinieri a Vedelago. Ora altre 2 vittime si sono fatte avanti, anche noi, dicono, aggrediti dalla banda. Razziavano biciclette costose dai garage, dai proprietari e dai negozi di numerose province del nord Italia, sfondandone le vetrine. Sgominata banda di ladri, colpi anche nella Marca. Il nuovo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, proclamato ufficialmente il municipio, ma gli avversari sconfitti non mollano. Possibile ricorso, vanno riconteggiati i voti, dicono. Il primo cittadino replica, basta campagna elettorale. È morto a Roma a 92 anni il decano degli architetti Paolo Portoghesi, cordoglio del mondo politico e istituzionale. A Treviso aveva progettato tra gli altri il quartiere latino. Il sindaco Conte se ne va, un pezzo di storia. Taglio del nastro del parco Cafoncello, pronto a ospitare i bambini della città, gli alunni delle scuole e soprattutto i piccoli pazienti della pediatria. Alla cerimonia c'era anche il campione olimpico e neopapà Igor Cassina. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Questi dunque i titoli, ma come ogni lunedì e come ogni martedì partiamo con il sondaggio. Ve lo facciamo rivedere, l'abbiamo lanciato già nella nostra prima edizione ed è un sondaggio che ci riguarda da vicino, che riguarda un po' tutti noi da vicino, perché parla dell'inflazione, del caro spesa che erode i risparmi delle famiglie alle porte della stagione estiva. Allora, vi abbiamo chiesto, vi chiediamo e continuiamo a chiedervi: meno soldi in tasca, farete vacanze più corte? Sì, 0422 162 6691, oppure no, 0422 162 6690, per conoscere allora quali saranno, diciamo, i vostri progetti e se davvero l'inflazione influenzerà la vostra scelta anche delle vacanze. Come sempre l'esito questa sera durante la puntata di Ring con Ferdinando Avarino, e la chiamata è gratuita, lo mostreremo ovviamente anche nel corso del telegiornale. Adesso l'ampia pagina di cronaca che si apre andando a Nervesa con quanto accaduto nel primo pomeriggio. Un 59enne che viene azzannato da un Doberman, ha profonde ferite al volto, è in serie condizioni all'ospedale di Treviso. Non ha fatto nemmeno in tempo a scendere dalla macchina che è stato azzannato al volto. È accaduto tutto in un attimo. L'uomo, 59 anni di Raclea, sembra dovesse consegnare dei documenti nell'autofficina di via Campagna, Nervesa della Battaglia. Il cane, un Doberman, era libero nel piazzale quando ha visto l'uomo, lo ha attaccato mordendolo al volto. L'urlo disperato e la corsa dei proprietari che hanno fermato l'animale. L'uomo a terra sanguinante. Immediatamente è stato allertato il 118. Sul posto sono arrivati infermieri ed il medico del SUEM con l'elisoccorso. Il 59enne è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto intorno alle 14. Dai primi accertamenti dei militari dell'Arma, il cane solitamente è chiuso in un'area recintata, ma a quell'ora l'officina di riparazione veicoli era chiusa. Per questo l'animale è stato liberato dal proprietario stesso pochi istanti prima. Forse all'arrivo del cliente non si sono ricordati che il Doberman era ancora nel piazzale. Ignaro, il 59enne è sceso trovandosi il cane addosso. Ora le indagini dei carabinieri. Il Doberman sarà visitato anche dai veterinari dell'ULS 2. Per ora si trova con i proprietari nell'area recintata. Da Nervesa della Battaglia, da questo incidente grave a Salgareda, la paura questa mattina per l'incendio scaturito dai pannelli fotovoltaici che ha devastato la copertura della storica cantina Sandre di Campo di Pietra, appunto di Salgareda. Nessuno si è fatto male, questa è una gran cosa, però sono anni di sacrifici. Gli occhi di Marco Sandre diventano lucidi come quelli di tutte le persone che assistono impotenti dall'altro lato della strada all'incendio che sta divorando la copertura della storica cantina di via Risorgimento a Campo di Pietra. È partito da un sistema fotovoltaico, da un impianto fotovoltaico, non so cosa, se un circuito o cosa. Siamo accorti a mezzogiorno e tempo di chiamare i vigili del fuoco. Abbiamo visto il fumo all'inizio e poi le fiamme. Ci ha messo poco a propagarsi, ci pare di capire. Esatto, perché tutto il tetto è in legno dell'azienda.
La nube di fumo acre è visibile a chilometri di distanza, il via vai dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Treviso e Mestre, 30 operatori con 11 mezzi impegnati nel non facile tentativo di evitare la propagazione del fuoco al resto della struttura. È un'azienda di famiglia storica qui dal territorio? Sì, la cantina Sandre è molto conosciuta nel nostro territorio per il vino, per tutto, hai capito? Però dispiace molto questa situazione qua. No? Il tetto tutto in legno, guarda come stanno venendo giù adesso. Sono cose che succedono purtroppo, non si vorrebbe mai, ma così. Un secolo di storia la cantina Sandre, sul tetto l'impianto fotovoltaico già da una ventina d'anni. Non aveva mai dato problemi, dicono, ma dopo Asolo e Pasiano questo in zona è il terzo incendio che scaturisce dai pannelli in pochi giorni. Che impressione le fa? È brutta perché fatica a spegnere questo incendio, il fotovoltaico fanno fatica a spegnerlo. È un dispiacere vederlo. Purtroppo anche perché è un amico. Purtroppo succede, ma bisogna sempre stare attenti, ma speriamo si sistemino presto, mi dispiace per loro. Sul posto l'ambulanza del SUEM, ma anche polizia locale e carabinieri per gestire il traffico. L'omicidio di Anika Panfile, il giallo della morte di Anika Panfile. Questa mattina è stato abbassato il livello dell'acqua del canale della Vittoria a Spresiano. Si cercano la borsa e il telefonino della vittima. Intanto è stato nominato un curatore per i 4 figli della 31enne. Indagini serrate dei carabinieri per risolvere il giallo della morte di Anika Panfile, la 31enne mamma di 4 bimbi, trovata in un isolotto lungo il Piave. Mancano ancora la borsa della donna e il cellulare che potrebbero dare delle risposte importanti. Questa mattina è stato abbassato il livello dell'acqua del canale della Vittoria, dove si pensa sia caduta Anika. Poi sul posto sono arrivati tecnici del comitato FIPSAS di Treviso. Siamo stati contattati perché c'è stato un abbassamento dell'acqua, il consorzio ha chiuso le paratoie e quindi bisognava salvare il pesce. Nella mattinata sono stati recuperati i pesci. Abbiamo recuperato del pesce in sofferenza perché con l'abbassamento dell'acqua il pesce rischia di morire e quindi l'abbiamo recuperato spostandolo a monte dove c'è più acqua e salvando tutto il pesce. Nelle prossime ore arriveranno i carabinieri per setacciare il canale alla ricerca della borsetta e del cellulare della donna. Il telefonino potrebbe dare risposte importanti sugli spostamenti ed eventuali incontri che Anika poteva aver avuto quel drammatico giorno quando è scomparsa. Intanto gli uomini dell'Arma hanno sentito tutte le persone più vicine alla donna e ci sono verifiche anche sugli spostamenti dell'ex marito che dovrebbe essere giunto in Italia. Bisognerà anche attendere gli esiti degli accertamenti effettuati dall'anatomopatologo e le analisi sui vestiti della donna. Molte domande che ancora non hanno una risposta. Anika ha incontrato qualcuno dopo il lavoro? La famiglia intanto è in attesa di avere delle notizie, di sapere chi e perché qualcuno ha voluto strapparla all'amore dei figli. Aveva suscitato e continua a suscitare scalpore a Vedelago la vicenda del 50enne impiegato che fu liberato dai carabinieri dopo essere stato adescato in chat e poi legato e picchiato da una banda di 3 giovanissimi che a loro dire volevano vendicarsi di pedofili. Ebbene, altre 2 vittime di questa banda si sono presentati ai carabinieri. Dopo l'aggressione subita dal 50enne legato e picchiato a sangue da 3 giovanissimi, altre 2 vittime si sono presentate dai carabinieri per denunciare la violenza. Anche noi siamo finiti nella trappola della stessa banda. Insomma, non sarebbe stata la loro unica volta, quella avvenuta lo scorso febbraio. L'uomo era stato adescato tramite un sito, poi convinto ad un incontro sessuale nel casolare abbandonato a Vedelago. Ma all'interno dell'edificio aveva trovato i 3 ragazzi, un 15enne, un 19enne ed un 20enne. Immobilizzato, poi legato mani e piedi. Solo grazie all'intervento dei militari dell'Arma che stavano controllando la casa in costruzione, il 50enne era stato liberato. Si aggrava dunque la posizione dei ragazzi fermati. Proprio le indagini degli investigatori hanno portato a ritenere che il grave fatto non fosse isolato, a confermarlo anche l'analisi del telefono del 20enne. A finire in manette per primo era stato il 19enne bloccato mentre stava andando in un bancomat a riscuotere i soldi della carta di credito con il PIN estorto alla vittima. Ma secondo l'inchiesta condotta dal pubblico ministero Barbara Sabatini, la banda voleva colpire persone che si sarebbero macchiate di reati odiosi come la pedofilia. Insomma, un disegno chiaro dietro all'aggressione, disegno avvalorato dalle denunce delle altre 2 vittime.
vittime. I carabinieri erano arrivati in via Marconi grazie alle segnalazioni avute da alcuni cittadini che avevano notato un via vai nell'edificio. Così era scattato il blitz, un piano folle che avevano già attuato, un piano dettagliato e studiato nei minimi dettagli. A confermarlo sono le vittime picchiate e terrorizzate. Colpi anche nella Marca per la banda che rubava, razziava biciclette costose dai garage dei proprietari e anche dai negozi di numerose province del nord Italia, sfondandone le vetrine. La tecnica era collaudata. Un furgone rubato veniva usato come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di biciclette di alta gamma, da cui venivano velocemente sottratte e caricate sul mezzo. Fermata dagli uomini della squadra mobile della questura di Padova, una banda che ha messo a segno colpi in tutto il nord Italia. Tra il dicembre del 2021 e il maggio del 2022, la banda ha colpito nelle province di Padova, Verona, Treviso, Bergamo, Brescia, Varese e Reggio Emilia 25 colpi con un bottino di centinaia di migliaia di euro. Oltre agli assalti ai negozi di bici, i criminali erano specializzati anche nei furti in abitazione, da cui accedevano forzando i basculanti di box e garage. Gli agenti della squadra mobile padovana hanno fermato 2 moldavi di 22 e 23 anni residenti nella provincia di Padova e un serbo di 43 anni residente a Breganze in provincia di Vicenza. L'indagine è partita nel febbraio del 2022, quando in un'abitazione di un sospettato di Selvazzano a Padova venivano rinvenute numerose biciclette sportive sia integre che smontate del valore di circa 60.000 euro. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva inviato via WhatsApp numerose immagini di biciclette rubate al 43enne serbo. La procura ha avviato un'ulteriore indagine che ha portato ben presto ad attribuire alla banda numerosi altri colpi simili, tutti commessi nelle regioni del nord Italia. Oltre ai 3 banditi che hanno ricevuto misure cautelari, sono stati identificati altri 7 soggetti componenti della banda. È stato condannato a 4 anni e 5 mesi il 65enne agricoltore con numerosi precedenti per droga, arrestato l'8 giugno del 2020 dopo una vasta operazione che aveva smantellato un'organizzazione italo-albanese specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti non solo nella Marca ma anche nelle province di Venezia, Como, Lecco e Reggio Calabria, oltre che all'estero. Nel suo casolare a San Pietro di Feletto erano stati trovati circa 350 kg di marijuana, 270 grammi di cocaina e anche sostanze dopanti ed anfetamina. Oggi l'uomo è stato dunque condannato. Lasciamo per un attimo la cronaca e apriamo invece la pagina della politica con il risultato del ballottaggio a Vedelago che avevamo raccontato ieri nella nostra maratona elettorale. Il giorno dopo, oltre alla proclamazione ufficiale di Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, che vedremo fra poco, resta però la rabbia degli sconfitti ed è una rabbia che potrebbe anche tramutarsi in un ricorso. Può essere che nelle schede nulle, per esempio, che sono più di 80, oppure nelle altre schede ci sia qualche errore di valutazione. L'ex sindaco Cristina Andretta, in corsa alle comunali al fianco di Marco Perin, conferma che la squadra uscita sconfitta dalle urne sta valutando se chiedere formalmente il riconteggio delle schede, viste le poche decine di voti che hanno separato i 2 sfidanti, solo 43. I nostri rappresentanti di lista, che erano anche i nostri candidati, hanno valutato e ci hanno dato evidenza proprio ieri pomeriggio di alcune particolarità, di alcune cose che secondo loro non andavano e quindi stiamo valutando la possibilità di chiedere il riconteggio. Differenti interpretazioni da un seggio all'altro sulle modalità di voto espresse dagli elettori. Perin e i suoi decideranno a breve se procedere o meno. Andretta comprende e condivide le parole dure dell'ex vice sindaco che ha parlato di tradimento riferendosi ai compagni di amministrazione che all'ultimo hanno deciso di passare dall'altra parte come Denise Braccio e Giorgio Marin. Ho dormito forse durante la mia amministrazione perché ci sono stati dei confronti, questo non lo nego, ma non sono mai andati oltre a quello che è un confronto politico o amministrativo. Pertanto nemmeno io mi sarei aspettata diciamo, questo cambio da parte di alcune persone. Non ho ritirato le deleghe a nessuno proprio perché non ho capito la motivazione. Se no, insomma, magari probabilmente un personalismo o qualche altra motivazione che magari il tempo mi aiuterà oppure magari un giorno me lo spiegheranno. Se le cose dovessero rimanere come sono ora, buona parte della giunta uscente si ritroverà a sedersi sui banchi dell'opposizione. Che opposizione farete? Sempre costruttiva, l'ho sempre detto, noi non faremo opposizione ma saremo in rappresentanza di una minoranza che è quasi una maggioranza e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee.
E intanto allora il neo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, è stato proclamato questa mattina in municipio e ha subito replicato: spero che la campagna elettorale finisca, ha detto, ed è ora di guardare avanti. Eccola qua. Che sensazione è? È una sensazione nuova, non l'avevo mai provata, nemmeno da assessore, quindi per me è una novità. Giuseppe Romano è stato proclamato sindaco da pochi minuti quando ci riceve nel suo ufficio e indossa per la prima volta la fascia tricolore e commenta così l'ipotesi che Marco Perin e la sua squadra chiedano il riconteggio delle schede del ballottaggio. È una loro scelta, credo che in democrazia ci stia anche questo, quindi è una valutazione che devono fare loro. Io mi attesto quello che è uscito dall'ufficio preposto a questo, per cui la commissione elettorale ha fatto la verifica, per cui per me quelli sono i voti. Basta veleni, dice Romano, commentando le accuse lanciate dal suo sfidante agli ex compagni di giunta. Guardi, io mi auguro che la campagna elettorale finisca, io mi auguro che questi toni cessino, anche abbiamo visto notevoli leoni da tastiera su Facebook, non siamo mai caduti in queste tentazioni, non siamo mai riusciti a scendere in basso su queste provocazioni, è finito ieri. Invito tutti quanti a pensare, nell'interesse dei cittadini e del comune di Vedelago, di guardare avanti. Ma Perin e i suoi, dopo l'esito del voto, parlano di un comune diviso a metà. Noi avevamo il sentore che fosse diviso anche prima, la sensazione di una realtà, di un comune spaccato. Nella realtà poi non è poi così spaccato, è spaccato perché elettoralmente è spaccato, ma dal primo turno si sono poi riequilibrate le cose. Quindi questo mi fa ben sperare che a breve troveremo quella unità che è importante per un comune grande come Vedelago. Al nuovo sindaco spetterà ora la nomina degli assessori. Romano ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario. 2 mesi di grandi pressioni. Ci prendiamo il tempo che ci serve e poi con i tempi necessari daremo quelle risposte che è giusto che i cittadini lo sappiano. L'importanza della vittoria di Romano a Vedelago per il centrodestra e per la Lega è stata sottolineata in queste ore anche dal segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Questa era una consultazione assolutamente importante, ci tenevamo tantissimo, era anche particolare nel senso che la Lega su questo confronto si era spaccata e decidendo Giuseppe Romano abbiamo ricompattato tutto il centrodestra, di fatto una parte della nostra sezione, i nostri militanti ha corso contro, il ballottaggio è stato con loro. Da Roma l'onorevole Dimitri Coin ieri sera è arrivato a Vedelago per festeggiare la vittoria del neo sindaco Giuseppe Romano. Quella del comune della Marca Occidentale era una partita importante per la Lega dopo l'espulsione dal partito dello sfidante, il vice sindaco uscente Marco Perin. Chi corre contro la Lega da statuto nostro da sempre va da un'altra parte e quindi non ha più possibilità di rientrare. Faremo crescere il gruppo attuale e attorno a questo ricostruiremo su Vedelago. C'è un altro aspetto che il segretario provinciale del Carroccio puntualizza dopo queste amministrative. Vedere che i candidati, io parlo per quelli della Lega, che si propongono prendendo tante preferenze dimostrano di essere davvero riferimento territoriale a livello amministrativo e ne è la riprova anche la lista di Mario Conte su Treviso dove con 7 iscritti della Lega su 32 questi hanno portato a casa il 45% delle preferenze espresse. E a proposito di Mario Conte, domani sarà il giorno della presentazione della nuova giunta preceduta, si vocifera, da alcune tensioni con gli alleati di Fratelli d'Italia pronti a rivendicare il loro peso in termini di voti. Noi di fatto siamo ritornati davanti e abbiamo rimesso un po' dal nostro punto di vista la situazione com'era così ante le elezioni politiche del 25 di settembre. Come segretario quello che mi preme è semplicemente quello di vedere che le rappresentanze siano rispettate rispetto ai voti che hanno espresso i cittadini per i singoli partiti, poi gli uomini dovrà sceglierli Mario. Domani dunque la presentazione ufficiale della Giunta che seguiremo in diretta nel corso della nostra prima edizione. Intorno alle 12:15 ci sarà la conferenza stampa e noi ve la racconteremo in diretta. E intanto, in attesa della Giunta, Conte si gode un altro importante obiettivo raggiunto sul fronte ambientale per la città. Sono molto soddisfatto perché per il terzo anno consecutivo a livello europeo si parla della città di Treviso, segno evidente che qualcosa da un punto di vista della mentalità dei nostri cittadini sta cambiando, perché la sostenibilità può essere
chiacchierata o sventolata o può essere un'azione concreta. I dati ci dicono che siamo tra le migliori città europee e questa ennesima conferma che ci arriva dal Green Leaf, l'European Green Leaf, credo che sia una delle più belle medaglie che possiamo appenderci sul vestito, perché magari non siamo i migliori in Europa, ma siamo tra i migliori a livello europeo. Treviso è tra le prime 4 città all'European Green Leaf Award 2025. La Direzione Generale della Commissione Europea ha comunicato l'inserimento del capoluogo della Marca, già finalista nel 2022 e tra le prime 10 per l'edizione 2024, nella rosa delle città che potranno giocarsi la vittoria del prestigioso riconoscimento, che prende in esame le performance degli enti tra i 20.000 e i 100.000 abitanti, basandosi su 7 indicatori ambientali e sulle progettualità messe in campo. A contendersi il premio da 200.000 euro insieme a Treviso ci saranno le spagnole Rivas Vassia Madrid, Vila de Cans e Ribaroja de Erturia. Nelle prossime settimane un gruppo di 7 esperti indipendenti valuterà qualità dell'aria, qualità ed efficienza dell'acqua, biodiversità, aree verdi, uso sostenibile del suolo, rifiuti ed economia circolare, rumore, cambiamento climatico. Sulla base dei dati raccolti, che tengono conto delle buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni per migliorare eventuali criticità e progetti futuri, la Commissione annuncerà le città che si contenderanno la vittoria finale a Tallinn in Estonia, attuale capitale verde europea. Questo, aggiunge il sindaco Conte, non è un traguardo, ma un punto di partenza. La sostenibilità ambientale non è di centrosinistra o di centrodestra, è di quelle amministrazioni che hanno davvero a cuore il cambiamento, e noi ci siamo posti l'obiettivo di cambiare la mentalità, di rendere la nostra città sempre più vivibile e meno inquinata. E poi ci sono i temi della sanità, le problematiche sottolineate già lunedì scorso con la manifestazione dei sindacati davanti all'ospedale Ca' Foncello. L'analisi del direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Complessivamente medici sono un'ottantina, poi mancano ovviamente psicologi, cioè laureati, e mancano anche qualche medico del territorio di igiene pubblica, però a livello ospedaliero sono 80 i medici mancanti. Pronto soccorso, psichiatria, ortopedia, radiologia, cardiologia ed oculistica, i reparti che soffrono maggiormente la carenza di camici bianchi. Degli 80 medici che in questo momento mancano all'appello, sono una quindicina quelli che hanno deciso di lasciare la sanità pubblica per passare al privato. Qualcuno dopo 2 anni di Covid era stanco e ha preferito uscire o andare in prepensionamento, andare prima, oppure andare a lavorare nel privato. Ma quello che è stata la miccia scatenante è stato ovviamente il Covid, pressione importante, gente in difficoltà, e per cui qualcuno ha deciso di abbandonare. Dimissioni e prepensionamenti, ma per il direttore Benazzi le cause di questa situazione vanno cercate anche altrove. C'è stata una cattivissima, e continuo a ribadirlo, programmazione nazionale che risale al 2011. Più volte è stato detto da tanti, dalle regioni, che bisognava allargare i posti di specialità. Nessuno ci ha mai pensato. Siamo arrivati oggi, i posti di specialità oggi ci sono, avremo i medici a fine 2024. Ieri proprio nel piazzale del Ca' Foncello la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere un piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico, ad iniziare dalla sanità. Tra i temi portati all'attenzione dai sindacati anche l'utilizzo dei 300.000 euro del fondo lavoratori per permettere le ferie estive. È una cosa che hanno firmato tutti i sindacati, compreso la CGIL, e che ogni anno noi chiediamo per dare la possibilità ai nostri collaboratori stanchi di potersi farsi le dovute ferie. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca. È una Cordignano sotto shock, quella che si interroga sulla morte di Jessica Andreatta, 24enne. La 24enne che era stata colta da un malore improvviso in casa lo scorso giovedì e che è morta ieri. È senza parole Roberto Campagna, sindaco di Cordignano. Nessuno in paese riesce a darsi una spiegazione a questa morte. Jessica Andreatta aveva 24 anni. Si è spenta ieri, dopo 4 giorni di ricovero, dopo il malore improvviso che l'aveva colta giovedì scorso. Un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Aveva cenato, come tutte le sere, con i genitori e poi si era ritirata nella sua camera. Erano circa le 22:30 quando il padre Giustiniano, allertato da un rumore insolito, si è precipitato nella stanza della figlia. Jessica è stata trovata tra il letto e il muro, priva di sensi.
Subito i genitori hanno chiamato la vicina di casa, operatrice in una casa di riposo, per cercare in tutti i modi di rianimarla in attesa dell'arrivo del 118. Per 20 minuti la vicina le ha praticato il massaggio cardiaco, ma la giovane non dava segni di ripresa. Trasportata d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Conegliano, Jessica non si è più risvegliata. In questi 4 giorni di ricovero, la ragazza è stata vegliata da amici e parenti che in tutti i modi hanno cercato di starle vicino nella speranza di un risveglio. In ospedale era giunta anche la band dei Sismica, suoi idoli, che le hanno cantato le canzoni che più amava. Dopo la formazione all'Istituto Turistico Marchesini di Pordenone, per un periodo aveva lavorato in una scuola materna a Pinidello, frazione del comune di Cordignano. Negli ultimi tempi era impegnata in una cooperativa di Silvella. Era appunto una ragazza dinamica che si impegnava, si collaborava con la famiglia, aveva entusiasmo, insomma una persona di 24 anni, insomma come tutti i nostri giovani. La notizia è molto, molto forte, ha lasciato sgomenti tutti, soprattutto le persone che più conoscevano la ragazza e la famiglia, insomma, ecco, anche perché è soprattutto inaspettata, ecco, questo è quello che ci ha colpito tutti. Ricordata da tutti come una ragazza sorridente, diligente e molto legata alla famiglia. Da quando la madre si era ammalata 4 anni fa, Jessica non le ha mai fatto mancare il suo supporto. Un ultimo gesto di altruismo, la decisione dei genitori di donare gli organi della 24enne ad una squadra medica di Milano. E poi c'è un addio che ferisce Treviso, la storia di Treviso. È morto infatti a Roma uno dei più importanti architetti italiani, un decano degli architetti, Paolo Portoghesi, che era stato l'ideatore, aveva progettato a Treviso, tra gli altri, il quartiere latino. Il cordoglio del sindaco Conte, e noi abbiamo anche trovato proprio le immagini del nostro archivio, le immagini e anche le parole dello stesso Paolo Portoghesi proprio mentre stava progettando quello che sarebbe diventato il quartiere latino. Guardate. Sarà una parte della città attraversabile, anzi una delle strutture fondamentali che continuano la via di San Leonardo per arrivare allo splendido spettacolo del Sile. Paolo Portoghesi immaginava così l'aspetto del quartiere latino di Treviso da lui realizzato. Una piccola città nella città, spazio funzionale e di aggregazione. Solo uno dei tanti progetti del decano degli architetti italiani, spentosi all'età di 92 anni nella sua casa di Calcata, vicino a Roma. Questa parte della città che prima era chiusa da un portone ed era impenetrabile se non alle persone che ne avevano bisogno dell'assistenza dell'ospedale, adesso invece è aperta a tutti, è un crocicchio della vita urbana, e io penso che tra un anno, quando le finestre delle case saranno tutte illuminate e i negozi tutti quanti occupati, allora veramente questa parte della città vivrà a pieno ritmo e sarà indissolubile dall'immagine urbana. Docente universitario e poi rettore, ha lavorato in tutta Italia e all'estero, in Francia e in Cina. Tra il 1967 e il 1979 fu scelto come primo direttore della Biennale di Architettura di Venezia. Tra i suoi tantissimi lavori, la Moschea di Roma, Casa Papanice, sempre nella capitale, e la Chiesa della Sacra Famiglia di Salerno. Nella Marca lo ricordiamo per aver dato vita al quartiere latino, inaugurato a fine 2006 e sede delle università di Padova e Venezia. Un'area storica con palazzi risalenti al 1700 restaurati per dare nuova vita alla città. Con Paolo Portoghesi l'Italia perde un impareggiabile maestro dell'architettura postmoderna, in ricordo del governatore Luca Zaia. La sua arte, le sue intuizioni, il suo genio rimarranno per sempre nel patrimonio di un'arte come l'architettura, vissuta e praticata non solo per creare il bello, ma anche per realizzare opere dalle caratteristiche peculiari e uniche. Una figura importante per Treviso, il cordoglio del sindaco Mario Conte. L'architetto Portoghesi è una di quelle figure istituzionali che ha lasciato il segno nella città e nei cuori della comunità trevigiana, quindi il nostro cordoglio va nei confronti della famiglia, la vicinanza, un grande abbraccio da parte della comunità trevigiana nei confronti appunto di un personaggio che ha scritto la storia della città di Treviso e che ha lasciato il segno nel cuore. Quindi oggi è una giornata triste perché Treviso perde uno di quei personaggi
fondamentali, importanti, che hanno disegnato la città di Treviso nei suoi quadranti, quindi ci stringiamo nel dolore della famiglia. Adesso all'ospedale Cafoncello, dove è stato inaugurato il Parco Cafoncello. Uno, due, tre, vai! Un angolo verde a 2 passi dal centro città e soprattutto a pochi metri dall'ospedale di Treviso. Il Parco Cafoncello con le sue giostrine è pronto ad ospitare i piccoli trevigiani, i bambini delle scuole e soprattutto i pazienti della pediatria per regalare un momento all'aria aperta di socialità e spensieratezza. Ed è l'opportunità anche per i bambini della pediatria di poter usufruire di uno spazio all'aperto e anche a contatto con l'esterno. Quindi un parco che mette in collegamento la città, il CRAL, l'ospedale e la pediatria. Il parco nasce dalla volontà del CRAL, grazie anche ai fondi raccolti lo scorso ottobre in occasione della Partita del Cuore organizzata da ULSS 2 e Associazione per mio figlio. L'obiettivo raggiunto, certo, questo è il motto che abbiamo adottato. È una grande soddisfazione, una grande emozione, perché lo scopo era questo, vedere i bambini che si divertono. È stato un orgoglio per noi essere un ponte tra i donatori, tra la grandissima generosità che Treviso offre sempre per qualsiasi richiesta le venga fatta. A tagliare il nastro anche il campione olimpico Igor Cassina, neopapà, che ha raccolto il testimone di Andrea Lucchetta, che ha tenuto a battesimo la partenza del progetto. In qualche modo sono stato direttamente coinvolto negli ultimi 4 mesi per la presenza di mia moglie Valentina, che è stata in ospedale per una gravidanza un po' particolare, è nata da poco il 13 marzo Eleonora, quindi sono molto vicino e sensibile a tutte le iniziative che poi coinvolgono i bambini, che sono il presente e il nostro futuro. Ospiti d'onore poi i bambini della scuola dell'infanzia La Quercia di Spercenigo, i primi ad aver testato altalene e scivoli. C'è anche la marca trevigiana nel percorso del teatro viaggiante, 28 spettacoli in 14 comuni in tutte le province del Veneto e quindi anche nel Trevigiano. È il progetto del Teatro Stabile del Veneto e Arte Ven tra giugno e luglio per celebrare i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Festeggiare un teatro che sta per riaprire significa portarlo fuori, portarlo in mezzo ai borghi, alle comunità, ai villaggi, in mezzo alla socialità. Questo è il fil rouge, cioè il teatro che diventa il fuori da sé e il territorio veneto. Da qui nasce il Teatro Viaggiante, a 8 mesi dall'inizio delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Un cartellone teatrale diffuso che toccherà 14 comuni del Veneto delle 7 province per un totale di 28 spettacoli. Portiamo un po' ovunque nel Veneto il meglio del teatro di questa regione, nazionale e internazionale. Un progetto promosso dal Teatro Stabile del Veneto con circuito Arte Ven, comune e regione, reso possibile grazie a investimenti privati, perché da sole le istituzioni non bastano. Attraverso la cultura e attraverso questo rapporto tra pubblico e privato promuoviamo la nostra comunità e tutte le produzioni e le eccellenze del nostro territorio. Per noi è un grande investimento verso il futuro, per riannodare quel filo che si è spezzato con la pandemia, con il pubblico dei teatri, per riportare la gente nei teatri e soprattutto per costruire una nuova relazione, un nuovo legame con un pubblico nuovo, giovane, che ci permetta anche di guardare con grande forza al futuro. Gli spettacoli, gratuiti ma preferibilmente con prenotazione, si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio. La cultura e il teatro in particolare non debbano appartenere a pochi privilegiati, a un'elite di colti, ma assolutamente sia di tutti, e più siamo meglio è. L'invito è che la cittadinanza partecipi in modo molto attivo a questi spettacoli, che ciascuno porti qualcun altro, in modo che possiamo davvero allargare la rete e abbattere queste barriere culturali prima di quelle architettoniche. E adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo dalla cronaca con i controlli della Guardia di Finanza in numerose aziende del Bellunese, trovati 25 lavoratori irregolari, ma è solo una delle tante attività messe in campo in questi mesi.
Fiamme Gialle ancora al lavoro sul territorio provinciale. Sono 25 i lavoratori irregolari e a nero individuati dalla Guardia di Finanza nell'ultimo paio di mesi durante le normali attività di controllo. 13 gli esercizi commerciali coinvolti, soprattutto appartenenti al settore della ristorazione, e per 5 di questi è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver impiegato personale irregolarmente in misura pari o superiore al 10% del totale della forza lavoro. È una situazione fisiologica, direi che non è né più alto né più basso di altre province d'Italia. È chiaro che vi sono dei momenti, come soprattutto appunto questa, la bella stagione, che i ristoratori hanno bisogno di più personale. È chiaro che ci si avvale molto spesso di personale in nero. È chiaro che però in questo modo si danneggia soprattutto chi invece fa le cose in regola. Dei 25 irregolari, 17 lavoravano senza stipula del contratto, di cui una decina come scaffalisti, per giunta privi degli attestati di formazione per la sicurezza, mentre gli altri 8 risultavano impiegati con contratti a chiamata, senza però che le comunicazioni preliminari e obbligatorie a carico dei datori di lavoro fossero state inoltrate. Ci sono purtroppo delle cooperative che non sono bellunesi, ma vengono da fuori, con sede quindi fuori anche a regione, che prendono questi lavoratori, sono soprattutto extracomunitari, che vanno a lavorare completamente in nero. Parliamo di infrastrutture, di opere, lo sbocco a nord, il dossier sul tavolo del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. La conferma è arrivata dallo stesso numero 1 del Dicastero, peraltro domani sarà a Venezia al Salone Nautico, ed è una buona notizia per i sostenitori del progetto che potrebbe togliere dall'isolamento la provincia di Belluno e agevolare il lavoro delle imprese. È una partita che certamente riguarda la provincia di Belluno, ma che va oltre i confini bellunesi. Quello dello sbocco a nord per il Veneto è un tema che non resterà solo un auspicio. A Treviso il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha confermato ai nostri microfoni che il dossier è sul suo tavolo. Sì, sullo sbocco a nord ci stiamo lavorando, però siccome a me piace dare una notizia quando ho il progetto e i fondi, sul quarto lotto della tangenziale si sta lavorando al progetto e ci sono i fondi, e quindi vengo a Treviso, così come sarò dopo a Vicenza per quello che riguarda l'alta velocità da Vicenza, con dei dati concreti. Sullo sbocco a nord ci stiamo lavorando. Che tradotto significa: il progetto c'è, bisogna trovare i fondi e non è detto che la ricerca del finanziamento della grande opera non sia già in corso. Sarebbe il primo vero approccio concreto sul futuro della mobilità dei territori e delle imprese. Uno sbocco a nord, ha dichiarato recentemente la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, consentirebbe soprattutto al quadrante orientale del Veneto di connettersi direttamente con il cuore dell'Europa. A trarre beneficio sarebbe l'intera economia del nord-est, che è trainante per il paese. Loren Berton ricorda che accanto a Confindustria Belluno Dolomiti si sono schierate le associazioni industriali di Trento e Bolzano per portare avanti un piano integrato per la mobilità dolomitica coordinato dall'Università di Padova. Insomma, le imprese dei territori sono pronte a dialogare con responsabilità e il governo sembra pronto a fare la propria parte. Presentato a Belluno il percorso per la 78esima edizione del Giro del Piave. Non si fermano gli eventi legati alle due ruote in provincia. Dopo il grande successo del doppio appuntamento con il Giro d'Italia, lo sguardo ora è rivolto all'11 giugno per celebrare l'edizione numero 78 del Giro del Piave. Quest'anno la celebre gara ciclistica partirà da Serren del Grappa e dopo essersi snodata per 140 km nello scenario incantato della Val Belluna si concluderà in gran stile con l'arrivo in Piazza dei Martiri nel capoluogo. Siamo davvero molto felici di poter ospitare la partenza di una corsa ciclistica che fa parte della tradizione ciclistica di questa nostra regione Veneto, per cui davvero c'è tanta felicità. Crediamo che anche attraverso eventi come questo noi possiamo valorizzare un territorio che ha un valore ambientale davvero unico. Darà l'opportunità di vedere questa cartolina meravigliosa di questo territorio e quindi questo connubio sport e turismo che sempre funziona troverà massima espressione anche in questa manifestazione. Qui c'è un'atmosfera, c'è un paesaggio, c'è un turismo, c'è tutto quello che serve per galvanizzare
un atleta, specialmente nel ciclismo. 27 squadre, 180 corridori elite under 23 provenienti anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra che si daranno battaglia in questo Tour della Valbelluna che per quasi 80 anni di storia e successi è stato un ambasciatore della promozione del territorio tra le Prealpi e le Dolomiti. Dal 1919 siamo arrivati al 2019 con i 100 anni, più di 100 anni di storia per questo Giro del Piave. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica più o meno stabile sul nostro territorio. Tempo buono e solo localmente instabile. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 31 maggio. Sul Veneto il mese si conclude con cielo in prevalenza soleggiato. Nella seconda parte della giornata sulle zone montane e pedemontane saranno possibili delle precipitazioni in locale estensione fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo velato con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, più probabilmente sui monti. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime intorno ai 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino avremo tempo soleggiato, con qualche isolato rovescio però nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.